Canto del grano. Non augurare a nessuno il destino del grano, seme affogato nell'acqua, bruciato dal sole, strappato, schiacciato, battuto, inforcato, diventato farina e poi pane. Il corpo del pane è il corpo di un povero Cristo che ha scelto di dare sapore alla vita. Rivestito di crosta e mollica, sembra un cavaliere sfornato per sfamare la bocca dell'affamato. Ricorda il suo sapore, perché il sale è ciò che rimane al palato. Il sale è il vero sapore, il sale è la festa, il sale è fatica. Gocce di sale sulla pelle, e l'uomo pane, che faticando perde il suo sale per regalarlo ai porci, che crogiolandosi nel loro fango croniscono felici. Si comincia. Nessuno c'era nato in quel posto, nessuno ci sarebbe mai venuto, nessuno ci avrebbe sputato sopra i propri figli. Eppure, bisogna dirlo, la tecnologia a volte sopperisce alla mancanza di ascolto, invece noi dobbiamo recuperare anche l'ascolto, che è la cosa più bella del mondo. Bravi, vedete? Nella semplicità delle cose si può raccontare una storia molto difficile da raccontare, una storia che ci riguarda a tutti, non solo perché è successa a Buggero, perché è successa in Italia, perché Buggero è in Italia. Grazie.